Valerio Frasca, un 2-2 che si può considerare un risultato positivo. Sì, diciamo che alla fine il risultato è giusto, anche se mancava veramente poco per fare un'impresa, in 10 ci siamo riusciti, però dobbiamo analizzare come mai più di qualche partita abbiamo perso punti negli ultimi minuti, non è un caso, però la squadra è viva, la squadra c'è, la strada secondo me è quella giusta. Torres che è rimasta in 10, però in qualche modo al di là del gol subito siete riusciti comunque a imporre con personalità anche a rischiare di fare un altro gol. No, vabbè, è una squadra che ha idee, adesso siamo un gruppo che lavora da un paio di mesi insieme, quindi sappiamo quello che dobbiamo fare. E nelle difficoltà magari con latte dolce siamo sgretolati, invece adesso siamo squadra, siamo riusciti pure a andare in vantaggio. Portarla a casa sarebbe stato un successo perché comunque loro sono una buona squadra organizzata, hanno fatto bene. Abbiamo preso gol nel momento in cui sembrava che non ce lo potessero più fare, però fa parte del gioco. Sul rigore cosa dici? Sul rigore concesso all'Arzachè? In Serie D purtroppo ne ho visti, non voglio dire che non so se c'era il nostro, non so se c'era il loro, ma alla fine adesso finita la partita Conta più niente. Grazie mille Valerio Frasca. Ciao.